Cari telespettatori, ben ritornati con noi, buona serata anche ai nostri ospiti. A questo punto ve li presento subito così capirete di che cosa trattiamo quest'oggi, qual è l'approfondimento di questa sera. Ben ritornato come sempre Luigi Sposato. Grazie, buonasera. Molto competente perché con le mani in cantiere, diciamo così. Mani in pasta. Mani in pasta, esatto. Dentro. E quindi saprà quali domande di approfondimento rivolgere ai nostri ospiti, che sono Marco Furlan, ingegnere della Furlan Costruzioni, titolare buonasera. Con la famiglia, ben ritornato qui con noi. Grazie. Massimo Bernardoni, ben arrivato, fondatore di Airlight. Buonasera. Grazie, ragazzi. Buonasera, un'azienda che ha la holding con sede a Londra, ma la sede italiana è a Bolzano. Esatto. Luca Zanettin, responsabile di area, sempre dell'Airlight, diciamo che è una tecnologia anti-inquinamento, poi ce la racconterà bene perché è una cosa unica al mondo, quindi parliamo di innovazione, di sperimentazione applicata, quindi cose molto interessanti. Valentino Capucci, che è nella zona di Reggio Emilia, RD Active, capo ricerca e sviluppo, grazie anche a lei di essere qui con noi. Anche questa è un'azienda molto molto interessante, avremo da scoprire nel settore della ceramica, diciamo così, quindi dei rivestimenti, di qualcosa di innovativo, accontentando tutti coloro che ci scrivono, che dicono non parlate mai di innovazione nel settore dell'edilizia. Eccovi qua serviti. E anche con Paolo Bassani, presidente Confartigianato Edilizia del Veneto, vice nazionale, grazie anche a lei, presidente anche Treviso, imprenditore sempre del settore edile. La dottoressa Silvana Mason, presidente della scuola edile di Padova e coordinatrice delle scuole edili per l'ANCE del Veneto, grazie anche a lei di essere qui con noi. Mauro Cazzaro, architetto della Cazzaro Costruzioni, titolare, grazie anche a lei. Allora, vediamo subito di capire l'argomento, l'avete intuito, parliamo di costruzioni, un settore che dai dati di Unioncamere e della Confartigianato, il settore della ricerca naturalmente emergono, diciamo così, altalenanti. C'è qualche segno più, sempre 0, ma la nostra economia ormai va avanti a più 0, ed è già tanto. E nelle nuove costruzioni non c'è molto da sorridere, il settore ristrutturazioni, quindi degli artigiani, sembra andare un po' meglio, però ci sono molti elementi ancora nell'ombra, molto deve essere fatto, non tutti gli imprenditori sono soddisfatti, vedono, sembra almeno dall'indagine che è stata fatta, che vedono un futuro un po' più roseo, un po' più positivo, ma siamo sempre nel settore del galleggiamo. Perché? Perché ci sono provvedimenti legislativi che dovrebbero aiutare questo settore che non vengono fatti. Una fiscalità che comunque è sempre molto penalizzante, poi vedremo anche i nostri imprenditori che cosa dicono, soprattutto per le piccole e medie imprese, diversa per la situazione delle grandi. Fare investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo è molto oneroso e molto difficile. Formazione, vedremo che cosa ne dice la Presidente, però molti studenti non sono entusiasti, non sono propensi a seguire questo settore, quindi un domani che cosa ci sarà, punto di domanda. E poi naturalmente c'è il problema dei finanziamenti, quindi investimenti da fare, le banche dove sono, cosa fanno, hanno aperto i loro sportelli ai privati per dare dei finanziamenti, lo vedremo insieme. E intanto che cosa si dovrebbe fare per poter rilanciare questo settore che, continuiamo a ripeterlo, è strategico e di traino per tutta la nostra economia. Allora, vediamo anche un po' di dati dal nostro servizio di copertina. L'edilizia è in questo momento in una fase di tranquillità, galleggia aspettando che ripartano gli investimenti, quelli veri. Siamo immersi nell'economia dello 0, ma gli imprenditori adesso sembra ci credano. Il sentiment per il 2016 degli edili veneti risulta essere infatti migliore dei loro colleghi del manifatturiero e del commercio. Ciò non è però conseguenza di una dinamica tumultuosa. Il 2015 è stato un anno di assestamento con un più 0,2% di crescita del fatturato complessivo, senza grossi scossoni nel corso dei 4 trimestri. Ma arriva a dar sollievo dopo un periodo terribile. Dal 2008 le imprese venete del settore sono calate del 12%, meno 7.300 quelle artigiane, meno 1.500 le non artigiane, l'occupazione dipendente addirittura del meno 27,8%, che significa in termini reali 30.500 posti di lavoro in meno ed il fatturato si è ridotto di un quarto, meno 4 miliardi, passato da 16 ai 12 miliardi, a causa soprattutto del calo delle nuove costruzioni. L'ottimismo è ulteriormente suffragato dall'ultimo scorcio dell'anno, che fa segnare un più 0,4% per le imprese non artigiane, mentre quelle artigiane presentano un giro d'affari stabile. Restano al palo i mercati nuovo residenziale, non residenziali e quello delle opere pubbliche, mentre ha grosse potenzialità quello del rinnovo e dell'efficientamento energetico. D'altronde oggi oltre il 56% del
patrimonio edilizio veneto ha oltre 40 anni ed è praticamente privo di certificazione energetica. Con una metafora automobilistica, viviamo in case Euro 0. Questi, in sintesi, i dati che emergono dall'indagine Veneto Congiuntura, l'analisi congiunturale del quarto trimestre 2015 sul settore delle costruzioni, promossa congiuntamente da Edilcassa Veneto e Unioncamere del Veneto. Positive rimangono le aspettative delle imprese per il mercato delle ristrutturazioni, quindi, e Virginio Piva, presidente di Edilcassa Veneto, ha affermato che ci attendono grandi sfide. La riqualificazione urbana e quella energetica sono il futuro del nostro settore e da una crisi pesante si può emergere in modo migliore, ma si esce solo innovando i mercati e innovando i metodi di intervento, la capacità e le conoscenze, le competenze e la professionalità. Tuttavia l'anello debole sta a monte, sta in chi dovrebbe darci orizzonti di sviluppo di lungo periodo e invece sembra ancora tentennare. E allora Presidente, cominciamo un po' da lei, poi facciamo tutto il giro come sempre. Secondo lei come sta andando questo settore? Poi vediamo, visto anche le ultime battute che ha fatto il Presidente, se si riesce a dare una spinta anche con la formazione, con le scuole edili. Beh, l'avete detto voi nel servizio, a parte Edilcassa, partecipa anche con Fiartigianato in Edilcassa, ma effettivamente la situazione, diciamo che si è un po' stabilizzata. Quindi va meno male di prima? Va meno male, non è che vada meno male, non andiamo più giù, ci siamo un po' fermati. Infatti anche le ricerche del Cassa Ultima, anche occupazione e nuove imprese, vediamo che si sta stabilizzando il numero, non ci sono più perdite. Ecco, questo è già buono? Questo è già buono, è già buono. Anche a livello occupazionale vediamo che i dipendenti non calano più. Anzi, forse c'è qualcuno che sta assumendo perché magari ha una strategia un po' diversa della normalità delle Vedremo imprese. Appunto quali possono essere le strategie. Vedremo quali saranno. Sicuramente l'innovazione, sicuramente la formazione, questo sì. La ristrutturazione, la riqualificazione sta diventando il nuovo tipo di investimento, questo sì, perché effettivamente risparmiare in energia significa risparmiare economia e quindi diventa un investimento. Sono state fatte delle ricerche, anche dei convegni in tutta la regione e si nota che con un buon piano di investimento in una riqualificazione energetica e generalmente anche strutturale si ha un guadagno, si ha una resa dell'investimento, perché se io ho un costo a monte che è X e io con un investimento magari anche finanziato da banche che hanno creato per la fattispecie dei prodottini fatti appositamente per la riqualificazione, mutui anche chirografari fino a 50.000 euro. Quindi 50.000 euro investiti danno una resa a 30 anni di 10%, a 10 anni danno una resa della copertura totale, magari finanziata, dell'investimento. Quindi la casa, il famoso Euro 0, l'anno dopo diventa un Euro 5. Qual è la tipologia di ristrutturazione che oggi lei consiglierebbe? Io la consiglierei nell'edificio, abbiamo ESCO, Padova, avete Padova Fit che si sta muovendo, il grosso investimento nella riqualificazione da parte delle ESCO è fatta negli impianti, perché è velocissima la resa dell'impianto. Nell'edificio un po' meno ed è più complessa, però l'edificio è quello che consuma, non l'impianto. L'impianto produce energia, l'edificio la divora. Quindi io consiglierei l'investimento magari anche step by step, ma non tanto, perché l'ecobonus si sa che è fino a dicembre, adesso ne parlavamo un attimo fa, sembrerebbe 2019, con una riduzione di tariffa. Nella legge di stabilità attuale ci dà la step 1° dicembre, no? Esatto, sì, però è stato fatto questo interpello senatoriale al Ministero dell'Economia e hanno chiesto ai senatori di tutte le fazioni politiche di portarlo minimo al 2019. Per darvi respiro, per dare... Esattamente. Perché? Perché è un investimento vero e proprio la riqualificazione energetica, perché se io ho un costo che praticamente limita il mio potere d'acquisto, perché... Veniamo anche dal crollo di 2 popolari qua nel Veneto che hanno abbattuto moltissimo gli investimenti anche in edilizia. Questo bisogna dirlo giustamente. E quindi questo investimento che poteva essere fatto anche dai risparmi che erano in queste popolari si è ridotto moltissimo. Però noi stiamo divulgando il fatto che è un investimento vero e proprio riqualificare la casa. Non posso non avere più liquidità l'anno dopo, devo farmi finanziare, ma le banche stanno, specialmente i crediti cooperativi, le banche di zona, ma anche banche straniere che hanno sedi qua, stanno facendo dei prodotti appositi, perché la riqualificazione è un investimento. Ecco, e invece questo è quello che suggerirebbe adesso da far subito. Invece, secondo lei, quello che non ritiene urgente
di investimento da fare per ristrutturare? Che potrebbe essere, lei mi dice guarda fai questo perché adesso è conveniente perché c'è il discorso dell'energia, cioè tutto quello che riguarda la riqualificazione questo invece energetica. aspetta, ecco, cosa mi consiglierebbe di aspettare? Generalmente vanno fatti insieme, per esempio l'adeguamento sismico se ne è parlato 5 minuti dopo l'ultima scossa. Si parlava di adeguamento sismico, 10 minuti dopo non se ne parlava già più. Quindi è tutto legato all'evento. Effettivamente abbiamo edifici che vanno riqualificati energeticamente e si portano in classe A, però dal punto di vista sismico sono in classe Z, esattamente. Dopo torniamo su questo discorso perché dobbiamo parlare anche della fiscalità, abbiamo parlato in prospettiva. Dal punto di vista fiscale il governo dovrebbe fare qualcosa per... dovrebbe comunque mantenere l'ecobonus, altrimenti le riqualificazioni non hanno... cioè l'ammortamento della riqualificazione si allunga troppo. Poi modificare l'abbattimento dell'annualità, ma già si sa che non ci sarà, quindi rimarranno i 10 anni, perlomeno rimanere nel 65 o 50%, che rimanga questo, perché i piccoli lavori effettivamente c'è una miriade di lavorazioni che godono del 50% e non vanno diffuse. Ecco, quali sono per chi ci ascolta quelli che rientrano nell'ecobonus, i lavori? L'ecobonus riqualificazione energetica è tutto quello che effettivamente porta a normativa attuale il consumo energetico, cioè classificazione attuale, quindi io posso fare cappotti, serramenti, cappotti e anche verso il basso, cioè anche pavimenti, isolamenti, tutto quello che riqualifica energeticamente, però dà un beneficio non solo fiscale. Ecco, io vorrei che si capisse che la riqualificazione non è fiscale, perché si dice faccio la riqualificazione perché c'è l'ecobonus, sì, ma poi non è più il consumo. Il consumo energetico nel Veneto va attorno ai 2.500-3.000 euro a famiglia e si arriva a spendere 1.000 euro. E poi rendi anche più salubre l'ambiente. Esatto, qui abbiamo... E dopo parleremo appunto di salubrità. Esatto, e l'immobile vale di più. Questo per quel che riguarda le ristrutturazioni. Volevo chiedere appunto, che abbiamo parlato della formazione. Sì. È un altro problema questo, le scuole di formazione, quindi far sì che tanto nell'ambito, se vogliamo, artigianale e quindi di ristrutturazione, quanto nell'ambito imprenditoriale, di chi è del settore, chi vorrà entrarci, ci sia competenza. Infatti noi stiamo lavorando tanto, perché io dico sempre che il momento di crisi è il momento che ci si deve da fare di più, perché dobbiamo prepararci a un dopo che speriamo arrivi, e di conseguenza in questi anni abbiamo lavorato moltissimo sulla preparazione dei nostri alunni e sull'aiuto alle imprese. Noi per esempio con la scuola edile di Padova abbiamo formato in un anno 1.800 lavoratori. Parte sono corsi della sicurezza, quelli dell'accordo Stato-Regioni, ma abbiamo fatto anche tanti corsi sull'innovazione, sui prodotti, sulla proprio conoscenza di quello che deve essere il nostro futuro. Ma secondo lei è sufficiente gli strumenti di cui siete a disposizione? Perché a volte i giovani, soprattutto ragazzi, lamentano di non avere tecnologia sufficiente, di non essere competitivi con pari livello di altri paesi. Noi siamo una scuola che ha 50 alunni a Padova e 50 a Stanghella, abbiamo 2 sedi, no? Ogni scuola ha circa 50 alunni delle 7 territoriali che siamo. Noi abbiamo questa possibilità, essendo un ente paritetico legato sì a dei programmi eccetera, ma noi ogni anno facciamo un progetto che viene vagliato dalla Regione che ci approva l'anno accademico, no? Quindi noi ogni anno progettiamo e cambiamo materie, certo manteniamo quella che è matematica e italiano, ma poi sulle materie tecnologiche siamo continuamente in cambiamento. Adesso abbiamo appena finito, fortunatamente riusciamo a fare programmazione di questi corsi insieme con tutte le scuole del Veneto, abbiamo creato una rete e quindi siamo in grado di cambiare, di
facciamo formazione ai docenti, ai formatori anche. Quindi secondo lei questi ragazzi sono pronti ad affrontare le sfide? Si sono privilegiati secondo me, noi collaboriamo molto anche con gli istituti geometri, collaboriamo tantissimo attualmente sia con l'Università di Padova che con l'Università di Venezia. Abbiamo un progetto bellissimo con l'Università di Padova. L'Università di Padova di Ingegneria partecipa al concorso Solar Decathlon, che è un concorso importantissimo dove vengono proposte tutte le novità, le nuove tecnologie, i nuovi sistemi costruttivi del nostro settore. Per dirle, adesso loro verranno da noi, 80 ingegneri lavorano a questo progetto, verranno da noi a costruire una casa di 70 metri quadri completamente smontabile, perché dopo la dovranno portare dove ci sarà, sarà a Roma, non si sa perché nel 2017 sarà in Italia, che presenta delle grandissime innovazioni. Per dirle, un ragazzo ha inventato una casa dove la muratura è di vetro, dentro al vetro scorre l'acqua, nell'acqua fanno andare le alghe, fanno vivere le alghe, estraggono le alghe, con queste producono l'energia e fanno la casa sostenibile. Sono dei progetti fantastici che vengono fatti in tutto il mondo, e l'Università di Padova partecipa a questo concorso con il nostro contributo. Gli 80 ingegneri fanno la progettazione, la preparazione, noi gli diamo lo spazio, i nostri ragazzi costruiscono questa casa che poi verrà portata dove sarà a Roma, molto probabilmente, è ancora da decidere. Posso fare due domande? Sì. La prima, chi è il vostro alunno? Cioè la figura allora, questa, e poi l'altra che ha dato in parte una risposta, qual è lo stimolo che vi spinge, da dove attingete a tutte queste innovazioni? In parte l'ha anche detto lei adesso. Allora, premesso che è un ente paritetico dove io sono la presidente e rappresento gli imprenditori, e poi il mio vicepresidente è un sindacalista che rappresenta i lavoratori. Quindi la nostra scuola ha 70 anni, è una scuola storica, è la prima che è nata nel Veneto, e lo stimolo viene proprio da noi, dalle imprese, perché noi oggi di operai comuni non sappiamo cosa farne nelle imprese. Abbiamo bisogno di gente preparata, di gente specializzata. Gli operai comuni non servono più, servono poco, e quindi lo stimolo è continuo proprio perché c'è l'esigenza. Ok, quindi l'esigenza vi stimola all'innovazione. All'innovazione, poi io anche a casa, in famiglia, insomma, siamo per l'innovazione. E l'alunno è l'alunno. Si può usare questo termine alunno, giusto? Sì, alunni, sono proprio alunni che fanno i 3 anni di professionali. Abbiamo 3 anni più un quarto anno, oppure la passerella, e loro dopo il terzo anno, se vogliono continuare, possono passare alla quarta geometra, e abbiamo anche ragazzi che si stanno laureando in architettura e in ingegneria. Quindi non è una scuola che forma in un certo modo e poi non c'è più nessuno. Però ci sono anche tanti figli, abbiamo tanti figli di imprenditori, soprattutto artigiani, di imprenditori soprattutto a Stanghella, nella zona un po' bassa di Padova, che mandano i ragazzi proprio perché hanno l'impresa a casa, e quindi è questo. Cioè, anziché andare nella scuola al geometra, per intenderci, fanno la scuola. Fanno questa scuola. Noi abbiamo una priorità, che è quella di far venire voglia ai ragazzi di studiare, perché essendo un istituto professionale tante volte vengono da noi. Come fa? Se c'è una ricetta la comunica a tutti gli insegnanti che ci sono? Guardi, ieri abbiamo proprio presentato questa impresa civica, è un progetto regionale dove noi con i ragazzi della nostra scuola abbiamo dato un aiuto alla scuola vicina, che è un istituto delle medie, e gli abbiamo costruito con i nostri ragazzi tutto il vialetto d'ingresso. E questo è un progetto regionale e noi cerchiamo appunto di far fare a questi ragazzi, non di tirare su un muretto, buttarlo giù, ritirarlo su, qualcosa che poi resta di concreto, qualcosa che è utile. Che è utile anche a livello proprio sociale. Noi ci teniamo molto, abbiamo una trasformazione nei ragazzi, e
tanto evidente. Ma dopo torniamo anche su questi temi. Allora, prima della parola agli altri, abbiamo la pubblicità che incombe, quindi pochi secondi di pubblicità, poi ritorniamo insieme.